condomini della Casa del Pescatore, il condominio comunale di Riviera Cabotto, sono disperati per un'invasione di pulci che sta mettendo a repentaglio la salute dei residenti. L'untore tra virgolette ovviamente, sarebbe uno degli stessi condomini, un uomo solo che si sarebbe lasciato andare. Non si lava da tempo, crediamo che gli abbiano tagliato l'acqua, ci dispiace per lui, ma non possiamo andare avanti così. Abbiamo sopportato un'importante spesa per far bonificare l'appartamento, ma se questa persona continua nel suo stato di abbandono, ci ritroviamo con le pulci in casa. Le pulci sono dei parassiti che vivono sulla superficie esterna dell'ospite, cibandosi del suo sangue. Esse possono infestare sia i mammiferi, esseri umani inclusi, che gli uccelli e possono rappresentare il vettore di contagio di svariati microrganismi responsabili di numerose infezioni. Non è chiaro se gli uffici sociali siano informati della situazione, ma comunque non è così facile intervenire in un alloggio privato, d'altra parte non è possibile non intervenire. I condomini riferiscono che già una signora residente nel condominio si sia recata in ospedale a causa delle punture, delle pulci e del conseguente prurito. Beffed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Beffed. Beffed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Mercato ittico all'Ingrosso di Chioggia, nella sala dedicata allo scomparso De Antoni, si è tenuto il primo convegno organizzato da ANDMI, Associazione Nazionale Direttori dei Mercati all'Ingrosso, da Consumers Forum, organismo che riunisce le più importanti associazioni al servizio della tutela dei consumatori, e l'Osservatorio Mercati Agroalimentari MAA 4.0. Un onore per il mercato ittico all'Ingrosso, gestito dal Dino Padoan, essere la sede scelta per il primo di una serie di convegni che tratterranno di volta in volta tutti i generi mercatali. Si è parlato quindi del settore ittico, che vede il mercato di Chioggia uno tra i più interessanti, trattando ancora molto prodotto fresco grazie alla flotta che qui sbarca quotidianamente tonnellate di pesce. Si è partiti dal presupposto che i mercati svolgono una funzione di pubblico interesse, in quanto qui si tutela la salute della clientela grazie ai numerosi controlli che devono essere effettuati, si tutela il prezzo in un clima di leale concorrenza e si tutela il prodotto locale. Il discorso è stato ampio, il ruolo del mercato è stato illustrato sotto ottiche diverse, sono state numerose le personalità che sono intervenute, ognuna per la sua competenza. Ciao Andrea. Allora, polemica che sta innescando l'amico Bibi, sai, una bravissima persona, non lo dico per piaggeria, ma praticamente stanno facendo tutta una questione gravissima sugli orari della batteria. Non so se hai seguito. Io batteria San Felice. San Felice in pratica, no? Perché dicono deve essere aperta, chiunque deve andare, ma tu cosa ne pensi di questo? A me sembra di aver capito che aperta è aperta, ci sono degli orari logicamente da rispettare, perché è logico che se c'è qualcuno là che è anche diventata privata, c'è un vincolo. Esatto, quindi non è che è giusto. Non è che una legislazione, c'è il vincolo di far entrare le persone. Perfetto, quindi basta rispettare gli orari, non può essere aperta 24/24, anche perché sennò diventerebbe regno del mondo, quindi tanto vale, cioè, è giusto, uno vuole andare a visitarla, benissimo, rispetta gli orari e così dovrebbe essere, anche perché visto che è privata c'è un vincolo, lo rispettano e siamo a posto con tutto, secondo me. Poi altri la penseranno in modo diverso, vabbè, ognuno ha le sue idee, ma questo è il mio pensiero.
c'è l'amico Erminio Bibi che sta facendo questa polemica sugli orari, che insomma si deve entrare a altri orari. Secondo me non è una questione di Erminio Bibi o del comitato San Felice, è un problema molto semplice. La batteria è un bene pubblico, è un bene demaniale pubblico che ha una sua storia, una sua tradizione. Scusa se ti interrompo, non è più un bene demaniale, l'ha comprata all'asta, è stata comprata, quindi è privata adesso. Allora, con un vincolo. Arrivo, essendo bene pubblico non poteva assolutamente essere venduta se non garantendo a tutti i cittadini di accedere. Quindi è stata venduta ma con un vincolo che è determinante. Altrimenti non poteva essere. Ma possono entrare i cittadini? Non è che non possono entrare? No, però bisogna agevolare gli orari. È inutile che d'estate il pomeriggio sia chiusa, non ha nessun senso. Allora mi dicono a gennaio, febbraio è freddo, è brutto, per carità, si può ragionare, ma c'è una restrizione continua degli orari che fa pensare alla chiusura definitiva, questo è il punto. Ho capito. Dopo il direttore Padoan è intervenuto Pietro Cernigliano, presidente di ANDMI, Osservatorio Mercato Agroalimentare 4.0, il quale ha approfondito l'introduzione ai temi trattati, sottolineando l'eterogeneità dei vari mercati, differenti uno dall'altro per numerosi motivi, ma anche la loro importanza nella tutela dei prodotti locali e nella loro valorizzazione, oltre che nella tutela del consumatore finale e dell'economia locale. A raccontare i loro mercati, dopo Padoan, sono intervenuti la presidente del mercato ittico al Minuto, la pescheria di Chioggia, avvocato Trappella, il direttore del mercato ittico di Milano, Danilo Simonetta, il direttore del mercato ittico all'Ingrosso di Venezia, Michele Chieregato. Ognuno di loro ha raccontato le peculiarità dei propri mercati, i loro punti di forza e le loro debolezze. Interventi importanti sono quelli che hanno fornito gli altri stakeholders, a partire dal presidente del Consumers Forum, Sergio Veroli, che ha posto molte domande sul settore ittico e sul prodotto ittico, proprio con la volontà di capire l'argomento dalle voci dirette. Marco Spinadin, qua presente in qualità di direttore del Consorzio Mar Adriatico, che racchiude una gran parte dei produttori. Dimostrando la sua competenza in materia, ha schematizzato la situazione attuale, raccontando di una flotta, quella clodiense, con 7.300 GT gross tonnage e con una potenza superiore a 39.000 kW. Numeri alla mano, il settore in calo, diminuisce il numero delle imbarcazioni e degli addetti, diminuisce il transito di pescato al mercato, complici il Covid e la guerra col conseguente caro gasolio. Diminuisce la quantità del pesce azzurro, ha voluto sottolineare, pescato da 4 coppie di barche che producono il 60-65% del pescato totale. Spinadin si è soffermato sulla pesca dei bivalvi, una pesca da 20 anni sostenibile che grazie alle attività dei Cogevo, Consorzio Gestione Molluschi Bivalvi, attenziona alla risorsa, cercando di preservarla e di migliorare le sue qualità anche con movimentazione di novellame. Si è parlato di mercati e Spinadin ha fatto il punto ricordando che in un'area limitata, oltre al mercato di Chioggia e di Venezia, c'è Caorle e quelli del Tizi, della Pila, di Portoviro e di Scardovari, mentre mancano in Croazia, la quale può pescare 56.000 tonnellate di pesce azzurro contro le 34.000 concesse all'Italia nelle aree GSA 17 e 18. In un ulteriore confronto, il nostro mercato sta subendo le difficoltà di una locazione ora inadeguata, come ha ricordato il vice sindaco Daniele Tiozzo Brasiola, intervenuto per i saluti istituzionali, un problema che la città vive da anni ma che vede impegnata anche questa amministrazione alla ricerca di una soluzione adeguata. Come ha ricordato, i mercati clodiensi sono un vanto per la città, un distinguo e hanno un grande impatto economico, creando opportunità di un lavoro stabile dove il turismo riesce a procurare un'occupazione stagionale. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga,
Olga a Sottomarina ti aspetta. Sono Francesca Pinelli del Consorzio Lidi di Chioggia. Ci troviamo a Vienna a mostrare ai nostri turisti le nostre bellissime località di Chioggia, Rosolina, Delta del Po, Porto Viro, Porto Colle, Ariano nel Polesine. Siamo in compagnia di Giulia, Alessandra e Riccardo, che rappresentano anche loro Rosolina e Alessandra Chioggia. E allora vi aspettiamo nelle nostre bellissime località all'interno del padiglione dei ristoranti della Regione Veneto. Vi aspettiamo numerosi a vedere il nostro territorio. Ciao! Tra gli intervenuti il dottor Vio, medico veterinario della US Tre Serenissima, tra i cui compiti c'è il controllo dei mercati di Chioggia e Venezia, mercati differenti, il primo basato sul commercio del fresco, il secondo sul lavorato, e quindi esigenze diverse e attenzioni diverse. Il problema maggiore per la tutela del consumatore resta la tracciabilità, l'etichettatura. Da remoto è poi intervenuto il Ministero delle Politiche Agricole, Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi di Prodotti Agroalimentari, che ora può agire anche nella tutela del consumatore e del venditore nel mercato online, una fetta di mercato che dovrebbe essere considerata anche nel settore dell'ittico, come si è detto, per un ulteriore sviluppo verso un mercato più attuale. Intervenuto anche Assoittica, presente da remoto con il segretario generale Giuseppe Palma, che ha voluto portare il discorso sull'esiguo numero di specie ittiche sfruttate in confronto al numero di specie disponibili, ricordando che a breve, proprio per incentivare il consumo di specie meno conosciute, sarà online il portale Un Pesce al Dì. La cosa era già stata sottolineata dal direttore del mercato di Milano, sui cui banchi sono trattate dalle 250 alle 300 specie di pesce, quando sui banchi della grande distribuzione ne sono trattate al massimo nei periodi di maggior smercio, come a Natale, una settantina. Per il segretario Palma il ruolo del mercato deve essere anche valorizzare e promuovere tutte le specie anche per una sostenibilità maggiore del settore. Da non dimenticare l'intervento e il ruolo della Capitaneria di Porto Guardia Costiera. Per il comando di Chioggia è intervenuto il comandante in seconda, ricordando l'importante ruolo ricoperto nella tutela del consumatore finale, sia per quanto riguarda il fattore salute che la tutela degli stock ittici e della libera concorrenza. Al termine dell'interessante confronto le domande. Tutti gli interventi saranno a breve disponibili sul canale YouTube di Chioggia Azzurra. La scarsa qualità dell'aria nel bacino padano è legata ad una combinazione di fattori morfoclimatici ed antropici, assolutamente peculiari di quest'area. È una verità che da tempo ci viene confermata dagli scienziati. Per la sua conformazione, ad esempio, la velocità del vento nella pianura padana è tra le più basse d'Europa, con valori medi inferiori a 1,5 metri al secondo, e questo non aiuta di certo alla dispersione degli inquinanti in atmosfera. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, interviene sul tema della qualità dell'aria in Veneto, mentre è a Bruxelles per partecipare a vari appuntamenti istituzionali in sede europea. È importante evidenziare che nel lungo periodo, ha detto il presidente, la situazione legata alla qualità dell'aria, pur nell'ambito delle difficili realtà del bacino padano, ha fatto registrare dei miglioramenti. Se fino a un decennio fa era frequente, soprattutto nei grandi centri urbani, il superamento del valore limite annuale per il biossido di azoto, ora la concentrazione di questo inquinante rispetto da un triennio questo limite in tutta la regione. Questo risultato si deve soprattutto per l'importante lavoro di prevenzione che si porta avanti come Regione Veneto. È inutile, pertanto, che io aggiunga ulteriori riflessioni sulla salute dell'aria nel nostro territorio, ha continuato. Certo, noi tutti siamo ambientalisti, siamo tutti attenti alla salubrità dell'aria
e dell'ambiente. Siamo tutti attenti al fatto che comunque questo obiettivo sia un obiettivo sacrosanto, e cioè che tutti i cittadini devono poter respirare aria sana e pulita. Però la morfologia dei territori deve essere una componente che non deve essere trascurabile. Non lo è nel bene e nel male, per tutti. C'è chi afferma che nel suo territorio ha più aria pulita che nella pianura padana, ed è vero, ma è altrettanto vero che se la norma viene applicata senza i dovuti correttivi e soprattutto anche senza il buonsenso, noi sostanzialmente cancelliamo aree europee, cioè le azzeriamo dal punto di vista produttivo. Magari quindi risaneremo un po' il territorio dal punto di vista dell'aria, ma avremo altre importanti ricadute, ad esempio dal punto di vista psicologico, per depressione o altro, considerato che comunque tutto si lega. Per Chioggia Azzurra siamo con Michele Chieregato, direttore del mercato ittico all'ingrosso di Venezia. Praticamente oggi abbiamo segnato una pietra miliare. Sì, dopo anni in cui i rapporti, non dico che fossero tesi, ma non esistevano, sostanzialmente si è aperto un nuovo canale diretto di comunicazione, in realtà già da un anno col nuovo direttore, per cui c'è la possibilità che i due mercati di Venezia e di Chioggia possono iniziare a collaborare assieme per il bene di entrambi i mercati che, avendo caratteristiche comunque diverse fra loro, non ha senso lavorino in modo concorrenziale invece che collaborativo. Per cui si pensa a prossime sinergie. Ci stiamo pensando e anche in parte lavorando. Ciao Chioggia Azzurra, crescendo di avvenimenti dal Nord Africa in questi giorni, anche legati al nome famigerato della Wagner, con la notizia di oggi della sparizione di 2 tonnellate di uranio già raffinato dal minerale di partenza, la famosa Yellow Cake, da un deposito in Libia. L'uranio in natura si presenta principalmente con 2 minerali, la pegglenda e la carnotite. Dopo la lavorazione primaria da questi minerali si ottiene questa torta gialla, con una concentrazione anche del 70% di ossido di uranio. Il sud della Libia, nella zona di Marzouk e Kufra, in pieno deserto del Sahara, al confine col Chad, sembra essere ricchissima di uranite. E il colonnello Gheddafi aveva investito ingenti risorse, un po' come tutti i satrapi petroliferi, per un'industria nucleare libica autonoma, con 2 centri di ricerca di eccellenza a Tripoli e Bengasi, dove avevano anche lavorato aziende italiane. In sé il valore delle 2,5 tonnellate di Yellow Cake che è sparito non è elevatissimo, forse 1 milione o 2 di euro, ma evoca comunque un senso di malessere per capire chi ha in mano l'impianto di raffinazione e di produzione in questo momento, che non si sa bene chi controlla nel caos libico. L'impostazione di Macron nei confronti dell'Africa, infatti, di questi giorni è di disimpegno totale, mentre voci ricorrenti parlavano di una guerra voluta da Sarkozy in Libia proprio per questioni di uranio. Dormiamo comunque sonni tranquilli, con la Yellow Cake non si fanno bombe, così com'è, bisogna prima raffinarla con le centrifughe. Al massimo si può usare come un brillante colorante per le piastrelle o per i vetri, come si faceva ancora sino a qualche decina di anni fa nella zona di Sassuolo.